tutte e tutti benvenuti. Grazie mille. Un convegno a Mestre con esponenti sindacali e regionali, ma anche docenti universitari per discutere del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È difficile leggere questo piano in ottica di genere attraverso le diverse missioni. È un tentativo che abbiamo fatto qui oggi insieme, ma su cui anche a livello regionale bisognerà lavorare molto, perché non dobbiamo dimenticarci che sono poi le regioni, i territori a dover gestire i progetti finanziati del piano nazionale. E per quanto riguarda la Regione Veneto, i progetti in campo ci sono. Molti progetti anche con i fondi comunitari, in particolare del Fondo Sociale Plus 2021-2027, con cui potenziare le politiche a favore della famiglia, a favore delle donne, per l'occupazione femminile non solo in aumento a livello quantitativo ma anche a livello qualitativo, sia dal punto di vista retributivo che dal punto di vista anche ad esempio di posizione dirigenziale delle donne, sia nel mondo delle imprese sia anche nella pubblica amministrazione. C'è però ancora molto da fare, soprattutto per raggiungere quella parità di genere di cui tanto si parla, ma che poi concretamente ancora troppo poco si vede. La battaglia per la parità è una battaglia molto lunga, sia guardando nel passato sia guardando nel futuro. Di recente il World Economic Forum ha stabilito che già solo nell'ambito del mercato del lavoro per raggiungere la vera parità abbiamo ancora bisogno di 25 generazioni. Quindi insomma una sfida importante che deve coinvolgere tutti i decisori politici e anche le parti sociali.